Dall'autonomia differenziata all'autonomia dimenticata. I veneti ormai non ci credono più e sono convinti che anche con un governo a maggioranza di centrodestra l'autonomia del Veneto non verrà realizzata veramente mai. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 5 ottobre 2022. La prima notizia del giorno riguarda lo scetticismo dei veneti rispetto all'autonomia. Resta ampio il sostegno alla riforma, favorevole una percentuale superiore al 75%, favorevole all'autonomia naturalmente, con percentuali di consenso che variano rispetto all'orientamento politico. La percentuale più alta di elettori favorevoli all'autonomia si trova tra i sostenitori della Lega, mentre sono gli elettori del Partito Democratico quelli meno autonomisti, addirittura l'unico partito a scendere sotto il 50% come numero di elettori favorevoli appunto all'autonomia, il 49% per quanto riguarda il Partito Democratico. Ma quello su cui tutti i veneti sono d'accordo sicuramente è che l'autonomia non si farà mai, assolutamente mai, non verrà realizzata. In questo sondaggio realizzato dall'Osservatorio sul Nord-Est di Demos per il Gazzettino, un sondaggio condotto tra il 29 agosto e il 1 settembre, quindi prima delle elezioni politiche, le domande erano sostanzialmente due. Secondo lei per il prossimo governo il tema dell'autonomia del Veneto deve essere una priorità? Qui i veneti sono spaccati esattamente a metà. Per metà sì, si tratta di una priorità che deve essere assunta dal futuro governo. L'altra metà degli intervistati dice no, oppure che non sa, non risponde. Ma ancora più interessante è il fatto che secondo il 52%, quindi secondo la maggioranza degli intervistati, il futuro governo, anche se di centrodestra, non realizzerà mai la riforma, quindi non ci sarà mai l'autonomia del Veneto. La domanda era quali saranno i tempi dell'autonomia se vince il centrodestra, e allora il 19% molto fiducioso dice entro un anno o due verrà realizzata l'autonomia, entro 3 anni dice il 17%, un 12% non sa e non risponde, ma un 52%, quindi la maggioranza assoluta, dice mai dal governo, anche se di centrodestra, anzi dal governo di centrodestra, perché era proprio questa la domanda, non arriverà mai l'autonomia del Veneto. E questo è interessante, naturalmente mostra anche un cortocircuito tutto interno alla politica e in particolare all'elettorato del centrodestra, che è quello da cui arriva il maggiore sostegno alla riforma, all'autonomia, e al tempo stesso l'elettorato che più ritiene prioritario questo intervento, questa richiesta. E però al tempo stesso il governo futuro di centrodestra non viene considerato evidentemente affidabile sul punto. Questo per quanto riguarda l'autonomia, ormai dimenticata, ormai chiusa sostanzialmente questa pagina, perché non c'è speranza in qualche modo di realizzazione di questa promessa da parte in primis Luca Zaia e del suo partito, della Lega. Voltiamo pagina e parliamo ancora per la terza volta in questi giorni della nuova Zaia Tax, la nuova addizionale IRPEF che il presidente della giunta regionale e i suoi assessori hanno annunciato nei giorni scorsi. Facciamo quindi una breve rassegna stampa dei principali quotidiani locali che oggi si occupano tutti di questo tema, un dibattito che si sta sviluppando non solo sulle pagine dei giornali naturalmente. Partiamo dal Giornale di Vicenza. Zaia pensa all'IRPEF dai 15.000 euro in su. Emergenza rincari, dopo 12 anni il Veneto tax free cambia rotta, a breve riunione con le categorie e la coalizione. Addizionale progressiva per i redditi alti dal 2024, 300.000 euro al sociale, scrive così il Giornale di Vicenza. Naturalmente non sono 300.000
300 mila euro, ma 300 milioni di euro l'anno il gettito previsto da questa ipotesi di nuova addizionale IRPEF. I sindacati aprono al confronto, l'avevamo visto anche ieri. Cristina Giacomuzzo nell'articolo per il Giornale di Vicenza riassume i termini dell'ipotesi al vaglio. L'idea è quella di esentare chi ha un reddito fino a 15.000 euro, pagherebbero poi con gradualità solo coloro che rientrano dal secondo scaglione in poi, quindi dai 15.000 euro in su. Ecco, non esattamente i redditi alti, perché parliamo di 15.000 euro lordi annui. Quanto si pagherebbe ancora non si sa, l'assessore al bilancio Francesco Calzavara non si sbilancia, ma una stima informale che circola c'è: almeno 44 euro all'anno di addizionale IRPEF per chi ha più di 15.000 euro di reddito. Tutti i soldi in più saranno destinati al sociale, alle famiglie venete, all'RSA. Queste sono solo ipotesi al vaglio, ribadisce l'assessore. Comunque è la prima volta che si discute di un'ipotesi di questo tipo da quando nel 2010, per effetto di una scelta del 2009 di Giancarlo Galan, allora presidente della Regione Veneto, l'addizionale regionale era stata eliminata nella sua quota, che può essere determinata dalle regioni naturalmente, perché comunque in Veneto già oggi si paga l'1,3% dell'addizionale IRPEF, che è la quota base prevista dalla normativa nazionale. Le regioni poi hanno la possibilità di aumentare questa aliquota fino a un massimo del 3,33%. Allora torniamo sulle pagine del Giornale di Vicenza, le reazioni, quindi apertura da parte dei sindacati, c'è preoccupazione per la tenuta della coesione sociale in Veneto, scrivono CGIL, CISL e UIL. Esprimiamo la nostra disponibilità al confronto purché l'intervento sull'imposta preveda un meccanismo di progressività e la tutela dei redditi più bassi. C'è già stato l'intervento da parte delle opposizioni in consiglio regionali che sono compatte: Giacomo Possamai del Partito Democratico, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, la nostra Nel Veneto che vogliamo, Cristina Guarda, Europa Verde e Arturo Lorenzini del gruppo misto ricordano che da anni le opposizioni chiedono l'introduzione dell'aliquota, una richiesta sempre ignorata con le conseguenze pesanti per il sociale e per le imprese. Sostengono però che è fondamentale capire quali siano le intenzioni della giunta Zaia, perché non sono d'accordo col modello tanto caro al centrodestra di una flat tax in salsa veneta che toccherebbe anche chi percepisce redditi pari a 15.000 euro. Serve un'esenzione per le fasce più deboli, quindi sostanzialmente le opposizioni chiedono che venga esentato anche il secondo scaglione di reddito IRPEF. Chiedono quindi un incontro con la giunta regionale per capire il provvedimento, e lo chiede anche, a sorpresa, e qui è la notizia vera contenuta nel pezzo sul Giornale di Vicenza di oggi, a chiedere l'incontro con la giunta Zaia è anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, che tra l'altro la prossima settimana andrà in Parlamento dove è stato eletto, ma nel frattempo sgancia una vera e propria bomba in consiglio regionale. In regione dice: non abbiamo una posizione dogmatica sul tema, ma vogliamo conoscere le intenzioni della Lega, è un tema esplosivo da maneggiare con cautela, ancora non abbiamo avuto modo di confrontarci con il resto della maggioranza. Quindi attenzione, dagli alleati di Fratelli d'Italia arriva un segnale molto chiaro alla Lega: se volete fare questa addizionale IRPEF dovete parlare anche con noi. Questo sul Giornale di Vicenza. Sul Corriere del Veneto abbiamo anche qui in prima pagina la nuova tassa, l'addizionale IRPEF divide imprese e sindacati. Il governatore Zaia sta valutando l'introduzione della nuova tassa e chiede condivisione alle categorie. I sindacati vincolano il via libera alla destinazione sociale del tesoretto, le imprese guardano ai problemi dell'energia. Naturalmente ogni occasione è buona per ricordarci che in Italia non esistono i governatori, ci sono invece i presidenti delle giunte regionali. Proseguiamo sulle pagine invece del Gazzettino. Il caro fisco in Veneto, IRPEF, e qua c'è la notizia veramente forse del giorno per quanto riguarda l'addizionale, ovvero non solo problemi all'interno della maggioranza, come abbiamo visto Fratelli d'Italia in qualche modo avvertono Zaia e la Lega, fermi là, parliamone di questa addizionale, ma qui c'è addirittura uno strappo nella Lega.
Leggiamo sul Gazzettino, Bitonci dice no all'addizionale IRPEF. Il deputato leghista di Osservanza Salviniana dice in stagnazione le tasse si tagliano, non si aumentano, perché la voce di Bitonci e questa sua uscita sono dirompenti. Bitonci è sostanzialmente colui che in Veneto ha fatto le liste delle elezioni politiche e quindi in qualche modo il braccio destro di Salvini in Veneto, un deputato di assoluto peso, e da parte sua arriva lo strappo proprio sull'addizionale IRPEF proposta qualche giorno fa da Zaia, un segnale che assolutamente non può essere ignorato. Arriva naturalmente con un post su Facebook in cui non si fa alcun riferimento all'IRPEF, dice durante una stagnazione economica le tasse si tagliano, non si aumentano. Una presa di posizione, leggiamo sul Gazzettino, che agli addetti ai lavori, soprattutto ai colleghi di partito, è parsa come una plateale battaglia tra le due anime della Lega. Insomma, se Zaia sta valutando per la prima volta di abbandonare il mantra del Veneto tax free, che peraltro non è stata una creazione sua di Luca Zaia ma di Giancarlo Galan, precedente presidente della regione del Veneto, dall'altra parte nel carroccio c'è chi scandisce che questo non è il momento di tassare i cittadini. Nell'articolo di Alda Vanzana sul Gazzettino ci sono anche naturalmente riportate le posizioni dei sindacati che abbiamo già visto, apertura al dialogo con la regione ma a patto che il gettito vada al sociale. L'ex senatrice Puppato avvisa invece l'opposizione e dice attenti a come saranno spesi i soldi. Puppato, Partito Democratico di Montebelluno naturalmente. Non vorrei che il gettito si sovrapponesse o quasi al debito determinato dalla superstrada pedemontana. Prima di aggravare le famiglie di nuove tasse in Veneto, meglio vederci chiaro. Questo il monito dell'ex senatrice ed ex capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Laura Puppato. Ancora, sempre di addizionale IRPEF, si parla anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Addizionale IRPEF anche in Veneto, ma sia più progressiva e tuteli i più poveri. I sindacati pronti a discutere dell'ipotesi, ma fissano i paletti. Anche qui abbiamo di nuovo la posizione di Puppato: non si usi l'addizionale IRPEF per pagare il debito della pedemontana. Quindi il dibattito con i sindacati disponibili al confronto e le categorie economiche che hanno chiesto ulteriore documentazione prima di esprimersi. Ecco, per quanto riguarda la nuova Zaia Tax, l'addizionale IRPEF, per oggi è tutto. Proseguiamo con alcune notizie flash. Venerdì la scuola sciopera e ricorda Giuliano De Seta, lo studente morto durante lo stage di alternanza scuola-lavoro. Un'ora di sciopero di CGIL, CISL e UIL per riportare l'attenzione della politica sul tema della sicurezza sul lavoro. Dopo la morte di Giuliano De Seta, il 18enne di Ceggia, iscritto all'ultimo anno di scuola superiore, morto in azienda mentre svolgeva il percorso di alternanza scuola-lavoro. Gli insegnanti incroceranno le braccia durante l'ultima ora di lezione del venerdì. Covid, sul Gazzettino di oggi un bel articolone, 8.300 casi in Veneto ma per ora niente restrizioni. L'assessore regionale alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin ha relazionato sullo stato della pandemia in Veneto, sull'aumento dei contagi, occupazione ospedaliera gestibile, la mascherina è consigliata, ricorda Lanzarin. 8 le vittime in Veneto nelle ultime 24 ore, dall'inizio della pandemia sono 15.499 i morti in Veneto, 45 nuovi ricoveri in regione, in tutto 665 pazienti più 26 in rianimazione. È in preparazione un vademecum per le scuole. Ci sono 5 regole auree secondo l'assessore Manuela Lanzarin da rispettare. In questo momento le troviamo appunto sul Gazzettino. Come comportarsi in ospedale: per andare a trovare un paziente ricoverato serve il Green Pass con 2 dosi, non se devo fare una visita o un esame. A cosa serve ancora il Green Pass? Anche per entrare nelle case di riposo e nell'RSA, in questi casi con 3 dosi oppure con 2 dosi e un tampone negativo.
Ma è necessaria la quarta dose? È fortemente raccomandata per le persone con più di 60 anni e per le categorie fragili. E cosa succede invece per gli studenti? Lo studente positivo sta a casa e rientra esibendo l'esito negativo del test antigenico o molecolare senza certificazione medica. I contatti stretti in aula, mascherina FFP2 per 10 giorni, tampone se compaiono i sintomi. Questo per quanto riguarda il Covid, ma sulle pagine di quotidiani del gruppo Gedi leggiamo che la salute dei veneti è a rischio anche per altri fattori. Alcol e fumo, c'è un effetto Covid, cresce l'utilizzo tra i giovani. La giornata di ieri è stato presentato il piano di prevenzione quinquennale per creare degli ambienti sani, ottobre rosa contro il cancro al seno, mammografie gratuite per le 50-74 anni, ma tornando ad alcol e fumo, c'è un 36% di giovani con un'età tra i 18 e i 24 anni che si definisce un fumatore abituale. Complessivamente invece è aumentata la percentuale di consumatori di alcol, passa dal 67,7% nel biennio 2018-2019 al 70,4% del biennio 2020-2021. Quindi il Covid ha avuto come effetto quello di accrescere l'utilizzo, il consumo di alcol in Veneto. 7 veneti su 10 consumano abitualmente alcol. C'è poi la listeriosi, il Veneto conta 11 infezioni, si tratta della listeriosi, appunto un'infezione che si trasmette a partire da un batterio che si può trovare negli elementi conservati male o non pastorizzati, e poi c'è il tema dei sanitari Novax ancora sospesi. Sono 3.000 gli operatori sanitari Novax sospesi e senza stipendio di aprile 2021. Più ce n'è circa 1 migliaio individuato con gli screening che proseguono nelle strutture sanitarie che rimane all'esterno di ospedali e RSA. Questo è il numero appunto del contingente di cui sono tuttora privati i servizi sanitari veneti, quindi insomma un ulteriore ammanco che si somma alla carenza di personale, e sarà anche questa una questione da risolvere. L'ultima notizia di oggi è una flash che arriva da Padova. C'è stato un vertice tra Comune, Genio Civile, Consorzio di Bonifica e Acegas sull'emergenza siccità. Sì, perché con l'autunno si parla ancora di siccità, autunno con allerta nel Padovano, la situazione idrica è ora al limite, la portata del Bacchiglione ha un deficit addirittura del 60%, il Brenta a Limena è in secca per un tratto di quasi 1,5 km, quindi i numeri della siccità sono questi. Il vice sindaco Michalizzi dice ai padovani bisogna assolutamente risparmiare acqua, potremmo avere problemi già dalla primavera anticipati rispetto a quest'anno. Insomma, l'emergenza siccità prosegue nonostante l'estate sia finita. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.